Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. In apertura ancora il giallo Liliana, perché questa mattina una nostra troupe ha intercettato Sebastiano Visintin, vedovo di Liliana Resinovic, che ha risposto alla dettagliata accusa di omicidio formulata dal pubblico ministero Iozzi e resa pubblica nei giorni scorsi. Lo sentiamo al microfono di Gianluca Paladin. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vais, all'altezza del Civico 21, ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Osterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. Sei stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Allora, per la prima volta parla il ministro Ciriani di Fratelli d'Italia, che di fatto aveva innescato la crisi di maggioranza, a quanto pare risolta la scorsa settimana con Federica, che ha visto prima la Premier Meloni a Roma e poi i partiti di maggioranza nella riunione di maggioranza, dove c'è stata, diciamo così, una fumata bianca. Ma è interessante sentire al microfono di Federico De Rossi le prime dichiarazioni di Ciriani post crisi, se veramente è tutto finito. Ministro, si è parlato tanto in queste settimane, secondo lei la crisi di maggioranza è effettivamente rientrata o c'è qualcosa ancora da sistemare? Ma io spero proprio sia rientrata, anche perché è una crisi che io sicuramente non ho voluto, non ho cercato. Quello che ho detto in quell'intervista credo che sia sotto gli occhi di tutti, c'è uno stato di sofferenza della sanità pordenonese che purtroppo va avanti da molto tempo. L'origine di questa sofferenza è legato politicamente a responsabilità molto precise, hanno un nome e cognome, è centro-sinistra pordenonese regionale, che vollero, secondo me in maniera scellerata, fare il nuovo ospedale non in Comina, dove tutti volevano fosse realizzato, compreso il centro-sinistra, ma realizzarlo lì dove è adesso per fare un dispetto al centrodestra, un capriccio di cui purtroppo paghiamo le conseguenze. Fare un ospedale nuovo in mezzo al vecchio, lo sanno tutti, è un grande caos, i costi sono praticamente triplicati e i tempi anche di realizzazione sono più che triplicati. Parliamo di questo nuovo ospedale dal 2012, sono passati 13 anni. Quello che ho detto è che dobbiamo
l'ospedale, per i punti nascita, per il piano oncologico, per il futuro dell'ospedale, per il futuro del CRO, sederci intorno a un tavolo e decidere insieme quello che vogliamo fare, prenderci insieme le responsabilità, ma per farlo dobbiamo essere tutti quanti informati e tutti quanti persuasi di quella che è la strada da percorrere insieme. Dopodiché la mia arrabbiatura è legata al fatto che noi non siamo abituati qui a Pordenone in Friuli alle inaugurazioni finte. Se si inaugura un bar uno pensa che il giorno dopo entra a bere il caffè, se si inaugura un negozio uno pensa che il giorno dopo entra a comprare qualcosa, quindi vale anche per gli ospedali, non si inaugurano per finta. È stata una caduta di stile, è stato un errore e questo è sotto gli occhi di tutti, però adesso la volontà che noi abbiamo espresso al Presidente Federica è che si faccia lui per primo carico di questa situazione, diventi il garante e l'arbitro di queste vicende. Se riusciremo a risolvere i problemi, se riusciremo a trovare un nuovo spirito, come sono sicuro accadrà, saremo ancora più forti e più determinati di prima. Ma la mia non era una protesta finalizzata a chissà quale altro motivo, ma legata al tema sanità. Poi sono aggiunti mille altre questioni che però non c'entrano nulla con la questione sollevata, che è quella dell'ospedale di Pordenone. Ministro, grazie mille. Bene, allora abbiamo sentito in anteprima le parole di Ciriani, che ovviamente risentiremo questa sera in un servizio più organico. Gorizia si conferma il primo posto nella classifica 2025 sulla qualità della vita per i giovani, stilata dal Sole 24 Ore. Trieste in questa graduatoria conquista il quarto posto. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo la provincia italiana dove si vive meglio tra i 18 e i 35 anni. Lo dice l'indagine 2025 sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza 107 province italiane in base a 15 indicatori mirati per ciascun gruppo generazionale, bambini, giovani e anziani. Con un punteggio di 666,3 su 1000, Gorizia si posiziona al primo posto assoluto nella classifica giovani, grazie a una serie di elementi che le rendono un ambiente favorevole alla costruzione di un progetto di vita. In particolare eccelle per numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai residenti under 35, per la quota di contratti a tempo indeterminato tra i nuovi rapporti di lavoro e per età media al primo figlio, tra le più basse in Italia, 31,6 anni. L'indicatore sulla soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari colloca inoltre Gorizia tra i territori con il migliore equilibrio tra vita privata e sociale. Ottima la performance anche di Trieste, che si piazza al quarto posto, superata solo da Bolzano, seconda, e Cuneo, terza. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alta incidenza di laureati tra i giovani, la presenza diffusa di servizi, l'offerta culturale e la qualità del trasporto pubblico, oltre che per la capacità di attrarre e trattenere talenti. Nel complesso la classifica conferma il predominio del nord-est, che domina la fascia giovane con ben 5 province tra le prime 10. Oltre a Gorizia e Trieste compaiono anche Trento, Udine e Pordenone. Le regioni settentrionali occupano in tutto 17 delle prime 30 posizioni nelle classifiche dedicate alle 3 fasce d'età, segno di una struttura territoriale che continua a investire in servizi, cultura e qualità urbana. Uno sguardo generazionale che diventa una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni in atto nel Paese e orientare politiche pubbliche realmente mirate. Allora, sentiamo ora dalla sala operativa della Polizia Locale le ultime su traffico, viabilità, altre manifestazioni. Abbiamo al telefono Fulvio De Grassi, commissario appunto del Corpo della Polizia Locale. Buongiorno e ben trovato. Sì, buongiorno Stabile, ben trovato a lei e a tutti i telespettatori. Diciamo una giornata nella media non troppo movimentata ma neanche tranquilla. Fortunatamente il tempo ci è amico, però comunque rilevati 2 incidenti con feriti lievi nella mattinata, altri interventi di routine, qualcosa per divieti di sosta a causa della ripresa di alcuni cantieri stradali che il lunedì ovviamente portano a richieste di rimozione. Erano previsti i lavori di potatura in via Sant'Anastasio, penso continuino, non abbiamo notizie di disagi grossi. Per lavori di Acegas Acqua è prevista la chiusura oggi di via Rio Cornioletto. Il tratto interessato è compreso tra la strada di Fiume e la via di Mirissa. Chiusura anche sempre per lavori a Cegas della via dello Scoglio all'altezza del civico 271. Immagino che in entrambi i casi le vie siano percorribili almeno fino al punto di chiusura. Altre varie ordinanze di lavori come ho appena accennato. Poi questa sera invece lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, perciò attenzione in orario notturno ma anche diurno.
in Viale Miramare tratti all'interno del centro abitato, Barcola e Corso Cavour, perciò attenzione se ci sono dei manufatti, dei posteggi su segnaletica orizzontale. Ripeto, questi lavori di rifacimento segnaletica sono previsti fino a venerdì 30 maggio. Per quanto riguarda la giornata di domani invece è importante dalle 18 in poi, prevista la partenza alle ore 18:15, un corteo che partirà da Piazza Oberdan, percorrerà la via Carducci, la Piazza Dalmazia, via Ghega, via Roma, Piazza della Borsa, Piazza Unità d'Italia e Piazza Verdi. Perciò attenzione, ripeto, dalle 18 in poi più o meno ci saranno sicuramente dei disagi per il traffico, per il passaggio di questo corteo. Come sempre predico, se non necessario, l'uso di mezzi pubblici e non l'uso di mezzi privati. Certo. E intanto, come ultimissima notizia, poi vi lascio, sabato ce ne sarà un altro, probabilmente il pomeriggio. Al momento non abbiamo nessun intervento particolare in atto, il traffico è tranquillo, vi saluterei. Grazie a Fulvio De Grassi. Proseguiamo tornando sulla crisi di maggioranza, perché abbiamo appena finito di montare un altro servizio. A margine di un evento all'ospedale Maggiore, l'assessore regionale della sanità Riccardi ha lanciato un invito a lavorare coesi in quello che è sembrato appunto a tutti gli effetti un commento dopo la crisi di maggioranza. Laura Bucarella. Viviamo un tempo nel quale la conflittualità sta al centro delle cose. Io penso che le difficoltà non vanno nascoste, ma nello stesso tempo bisogna lavorare in maniera coesa per cercare di superarle, e a volte anche non moltiplicandole, anche narrando delle cose che non ci sono. Così l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi a margine di un evento all'ospedale Maggiore di Trieste, in quello che è parso a tutti gli effetti un messaggio a commento della crisi di maggioranza ora rientrata. Un conflitto interno al centrodestra regionale scoppiato dalle critiche del ministro Ciriani proprio in tema sanitario, che si scioglierà definitivamente con la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sulla quale il presidente Fedriga chiederà la fiducia. Al conflitto poi alla fine bisogna comunque trovare una soluzione, quindi sprechiamo energie per determinare una tensione per poi comunque necessariamente trovare una composizione del conflitto. Il conflitto ogni tanto è pure utile, se diventa elemento principale della discussione tra tutti coloro che hanno parte in causa è chiaro che diventa un problema. Mi riferisco alla storia di vita normale, cioè a quella che è una critica costante, continua verso il sistema e la prestazione delle risposte alle persone che sicuramente hanno delle difficoltà, ma hanno delle difficoltà che sono di dimensione molto diversa da quelle che vogliamo raccontare, però questo alimenta una tensione che non aiuta la soluzione dei problemi, anche narrando delle cose, costruendo il tutto e il contrario di tutto. Non ci aiuta, mi rendo conto di essere forse fuori tempo nel dire queste cose, però credo che un sano buon senso di equilibrio attorno ai problemi, per cercare appunto di risolverli, bisognerebbe trovarlo. Fase d'attesa nell'avvertenza Flex Adriatronics, a fine mese il primo incontro online con l'advisor incaricato di trovare un compratore per l'azienda triestina. I primi risultati sono attesi per fine giugno. Siamo ad un punto in cui andiamo incontro a 2 tavoli ministeriali, uno dovrebbe essere alla fine di questo mese online per valutare se l'advisor ha cominciato a raccogliere degli interessamenti per la vendita del sito, e poi a fine giugno dove si dovrebbe tirare le fila su quei soggetti che sono più accreditati a presentare poi una proposta di interesse per l'acquisizione. Riflettori puntati sulla crisi della Flex. Il fondo Faircap ha rilevato l'impianto a gennaio, non presentando alcun piano industriale, dicendosi alla fine disponibile a rivendere. L'advisor individuato ha dunque ora il compito di trovare un compratore in 6 mesi, la durata del contratto di solidarietà degli oltre 300 lavoratori. È chiaro che insomma la preoccupazione è tanta, anche perché il soggetto che ha acquisito il sito da Flex dimostra di essere difficilmente affidabile dal punto di vista dell'interlocuzione. Prosegue il tavolo ministeriale, la necessità che insieme a tutte le forze politiche del nostro territorio e del nostro paese si faccia squadra, come è successo nell'avvertenza Varzila. Ma siamo in una fase di attesa, in una fase in cui si sta attendendo che eventuali interessamenti trovino materializzazione, quindi da questo punto di vista è estremamente importante il lavoro che viene prodotto dall'advisor che è stato individuato,
auspichiamo che quanto prima si manifesti un interesse concreto per dare risoluzione a questa crisi che dura da troppo tempo. Allora, questa sera torna per l'ultima puntata stagionale il Caffè dello Sport, prima ora dedicata tutta al bilancio della Pallacanestro Trieste. Con noi Mike Arcieri, GM della Pallacanestro Trieste, Raffaele Baldini per il piccolo, Alessandro Asta di City Sport, tutta la prima ora dedicata a quello che è successo e a quello che succederà. Poi con noi Mattias Lodi, il pilota simbolo dell'automobilismo triestino, e poi parleremo di pallanuoto femminile con Lucrezia Cergol e Giorgia Klatowski. Tutti i servizi dedicati allo sport dopo la pubblicità. Seconda parte del Caffè dello Sport, del Caffè dello Sport, del TG, ero già proiettato a questa sera dove ci vedremo con Mike Arcieri e i giornalisti per analizzare la Pallacanestro Trieste. No, c'è ancora un servizio di cronaca, da 2 giorni di banchetti di Forza Italia nelle piazze cittadine e quello che ne è emerso. Sentiamo. Chi crea una situazione di insicurezza e in qualche modo danneggia la vita dei cittadini, ci sono oggi gli strumenti di legge per farlo, deve essere allontanato. La dichiarazione del capogruppo comunale di Forza Italia Alberto Polacco arriva a seguito della 2 giorni di banchetti che gli azzurri hanno organizzato a Trieste per raccogliere opinioni, spunti, critica o incoraggiamenti su tutto ciò che riguarda la gestione della città, dalle opere pubbliche alla viabilità, dai servizi alla sicurezza. Ed è proprio su questo che si sono concentrate molte delle posizioni dei cittadini, vale a dire la sicurezza e la sua percezione in città sono fra le priorità di oggi. I temi che sono emersi soprattutto tra le persone, le preoccupazioni riguardano un po' la sicurezza, questi episodi di cronaca che noi registriamo con una certa frequenza, soprattutto in una città che non era abituata a questo. Abbiamo fatto un grosso intervento che ci è riconosciuto anche con l'assessore Savino per quanto riguarda la videosorveglianza. Parte adesso in giunta il progetto esecutivo per 400.000 euro di punti nuovi di videosorveglianza che andranno a potenziare soprattutto le zone più sensibili. I forzisti rivendicano che sulla sicurezza l'approccio è sempre stato molto pratico, con proposte tangibili fra videosorveglianza e personale aggiuntivo. Se poi tutto questo sarà sufficiente o meno lo dirà il tempo, in un contesto di città di confine toccata da vicino dalla rotta balcanica e con dunque una gestione di migranti e richiedenti asilo che nei mesi estivi solitamente tende ad aumentare. C'è la necessità di stare sul territorio anche da parte delle forze dell'ordine e lo stiamo registrando, finalmente questa era una richiesta che avevamo avanzato come partito con le forze, le polizie di quartiere, carabinieri di quartiere e anche i presidi mobili della polizia locale in modo da rappresentare una deterrenza. Allora passiamo ora alla pagina sportiva, facciamo un passo indietro, andiamo a rivedere per chi non l'avesse visto il servizio e lo volesse rivedere come si è conclusa di fatto la stagione della Pallacanestro Trieste, gara 4 al Pala Rubini sabato sera. Battuti sì, ma dopo aver lottato come leoni. La stagione della Pallacanestro Trieste finisce qui. Brescia passa al supplementare con tanto di doppio blackout elettrico al Pala Rubini, chiudendo sul 3-1 la serie. L'amarezza stavolta dura poco perché il retrogusto è più forte, quello di aver giocato una stagione da protagonisti in A1. Christian lascia fuori Kelly, ma parte comunque con il quintetto lungo, con Brooksy alla piccola. A pagare dividendi però è più la prestazione personale dell'ex Milano che l'assetto in sé. In effetti Jeff sembra il solo capace di rispondere ai canestri a ripetizione di Rivers dalla media distanza, che dopo aver segnato gara 3 con le sue triple ne mette 8 nei primi 10 minuti. Sul 6-10 girandola di cambi e la squadra giuliana torna all'assetto classico. Brescia gioca meglio ma non tira altrettanto bene. Il primo quarto si chiude sul 15-16. I biancorossi sembrano ritrovarsi completamente nella seconda frazione, con Brown a guidare in difesa e in penetrazione e Valentine finalmente in versione rock out. Il più 5 si trasforma in un massimo di 9 punti di margine. Bilan e soci però non si fanno staccare, mentre i padroni di casa ritrovano anche un dignitoso Ross, partito troppo a testa bassa all'inizio e ben sostituito da un Ruzier che ha il merito di far girare meglio la squadra. Si va a riposo sul 44-38. Brescia torna in campo nella ripresa con grande cattiveria agonistica. Bilan e Rivers provano subito a ricucire lo strappo, a rispondere
rispondergli ci prova Ross prima che la partita si imbruttisca e 2 triple di Della Valle intervallate da un fallo tecnico fischiato a Jutov che fa imbufalire il Palatrieste facciano tornare la sfida in parità. Gli uomini di Poeta si affidano poi al talento di Barnell per tornare in testa anche di 4 lunghezze. Serve la lucidità di Brooks e Brown per restare in partita sul 59-61. Nell'ultimo quarto le 2 triple di Ruz e Jutov riportano Trieste con la testa avanti, poi si riaccorda anche la chitarra di Valentine, liberi, penetrazione e si va sul +6. I biancorossi toccano addirittura gli 8 punti di margine prima che entri in scena Della Valle che a suon di bombe ancora risponde alla garra di Ruzier e di un Brooks da 21 punti alla fine. Brescia sembra avere una marcia in più quando tocca la parità a quota 77 con 1 minuto e 1 secondo dal termine, però si palesa l'imponderabile, blackout elettrico e partita ferma. Le luci si riaccendono dopo 20 minuti ma si torna a giocare solo per 30 secondi. L'impianto salta di nuovo e stando agli arbitri si finirebbe qui. Sono i 2 allenatori a decidere quando le luci si tornano a riaccendere che bisogna riportare in campo gli arbitri e finirla degnamente sul parquet. Ed ecco che ovviamente si va al supplementare dopo il tiro sbagliato da Valentine. Nell'overtime però Brescia dimostra tutta la propria classe. Bilan, Barnell, Ivanovic portano i bianco-blu sul +7. Sembra finita ma non per Ruzier che inventa 2 canestri impensabili e riaccende ancora la speranza. Ancora una volta il pallone finisce nelle mani di Valentine che scaglia la tripla del possibile secondo supplementare, ma lo spettacolo per quest'anno finisce qui. Allora, dalla chiusura della stagione sul campo a quello che bisogna fare, mettere a posto l'impianto elettrico del Palatrieste in primis, poi le parole del presidente Matjasic sul futuro e il pallone che passa nelle mani del GM Arcieri per la campagna acquisti e il nuovo allenatore Arcieri che sarà questa sera 21:10 al Caffè dello Sport. Il pubblico triestino stavolta ce l'ha messa tutta per mantenere la calma al Palarubini, con un coro che ha fatto da intermezzo tra i 2 blackout a fine partita e telefonini in modalità accendino da concerto di un tempo. A bocce ferme, però, l'aver seriamente rischiato di perdere la partita e la serie con Brescia per questo inconveniente merita una riflessione. I fatti sono questi: la cabina di media tensione all'esterno del Palasport non ha retto, il trasformatore ha raggiunto i 137 gradi di temperatura facendo saltare tutto, i tempi tecnici per ripartire e il secondo stop a cui si è ovviato decidendo di lasciar spento tabellone e altri impianti secondari. La partita era già persa dopo l'indicazione del primo arbitro Attard, poi gli allenatori insieme hanno chiesto di finire ma sul campo. Dopo il patatrac è arrivato l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi ad ammodernare l'impianto in vista della prossima stagione. La cabina di tensione che risale al 1999 infatti era già stata attenzionata per problemi di ventilazione, ma i sopralluoghi non avevano evidenziato criticità. Ora si agirà in maniera approfondita. Quanto al futuro invece ha parlato via lettera aperta il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic. Non vincendo il campionato non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. La delusione per il fallimento rimarrà per un po', forse fino alla prima palla a 2 della prossima stagione. Ci spronerà e ci spingerà a raggiungere livelli più alti. Poi il ricordo dei tanti risultati raggiunti, la semifinale di Coppa Italia, le 3 vittorie su 4 partite con le 2 big, Milano e Bologna, il nervo scoperto per la squalifica del campo, ma anche il ringraziamento al pubblico, il vero sesto uomo, e a tutte le componenti di società e sponsor. Ora è del tutto evidente che a fronte di queste dichiarazioni e di una campagna di rinnovi che ha già blindato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Jutov, ci si aspetti un mercato mirato per alzare ulteriormente l'asticella, a partire dal nuovo allenatore che dovrà sostituire Jamion Christian, una persona speciale in primis a livello umano che non ha nascosto un affetto quasi paterno per i giocatori che lascia per tornare negli Stati Uniti alla Bryant University. You know, I'm gonna really miss Michele Canducci so much. Mi mancheranno davvero tantissimo Michele Ruziere e Francesco Canducci. Michele obviously is a great player. Michele ovviamente è un grande giocatore. But just the relationship we're able to have on the floor, off the floor, and how we're able to connect, I don't know if I'll find that again.
ma il tipo di persona che è dentro e fuori dal campo, come siamo riusciti a connetterci, non so se mi ricapiterà facilmente. I wanted to name my son after Canducci, but my wife wouldn't let me. Volevo chiamare mio figlio come Francesco Canducci, ma mia moglie non me l'ha permessa. Bene, vi ribadisco, questa sera Mike Arcieri al Caffè dello Sport, con me a fargli le domande sul presente e sul futuro Raffaele Baldini del Piccolo, Alessandro Asta di City Sport, poi automobilismo con Mattias Lodi, pallanuoto al femminile con Giorgia Klatowski e Lucrezia Cergole. Tutto per quanto riguarda il TG Meridiano, ci rivediamo questa sera alle 19:30 con quello serale. C'entro con la morte di mia moglie, ora la parola passa ai miei avvocati e consulenti. Parla il marito di Liliana Resinovic, Sebastiano, che commenta l'accusa di omicidio a suo carico. Tentata rapina con l'utilizzo dello spray al peperoncino in via Cadorna a Trieste. L'episodio risale alla notte fra sabato e domenica, indaga la polizia. Dopo la promessa strappata a sveglia Trieste, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza incontra le opposizioni sull'asilo di Roiano per un compromesso che metta tutti d'accordo. Non ho voluto la crisi di maggioranza in regione, ho solamente a cuore la sanità del Pordenonese. Il ministro Ciriani parla in anteprima alla nostra emittente. Ha ragione il ministro Ciriani, la crisi è stata alimentata da temi che non c'entravano nulla. Il presidente della regione Fedriga parla dopo le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento. Per la seconda volta Gorizia si conferma città attrattiva per i giovani dai 18 ai 35 anni. Premiano i contratti di lavoro e l'età media della nascita del primo figlio. Analisi di fine stagione sulla pallacanestro Trieste, le parole del presidente Matjasic, la grana dell'impianto elettrico e il mercato per la futura stagione sportiva. Telespettatori di Tele4, buonasera, ben trovati con l'edizione serale del nostro telegiornale. La troupe di Tele4 questa mattina ha intercettato Sebastiano Visintin mentre tornava a casa. Il marito di Liliana Resinovic ha risposto alla dettagliata accusa di omicidio formulata dal pubblico ministero e resa pubblica nei giorni scorsi. Sentiamo. Iozzi descrive l'omicidio come se l'avessi commesso tu. Di questo non ne voglio parlare perché ci sono gli avvocati che sono preposti a queste cose. Però la descrizione del PM è molto precisa di quello che sarebbe successo in quel boschetto. Ecco, questo spetta ai miei avvocati. Sebastiano Visintin torna a parlare ai microfoni della nostra emittente e risponde così all'accusa formulata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, secondo la quale l'uomo avrebbe prima aggredito e poi ucciso la moglie Liliana Resinovic la mattina del 14 dicembre 2021 nel boschetto dell'ex OPP di San Giovanni. Una descrizione molto dettagliata, quella formulata nella richiesta di incidente probatorio e depositata al GIP Flavia Mangiante. Secondo quanto scritto sul documento, Sebastiano avrebbe aggredito Liliana dentro il bosco, in prossimità di via Vai, all'altezza del civico 21, ancora dalla richiesta del PM, dopo afferramenti, percosse, compressioni, urti e graffi, tutti indirizzati in diverse sedi del capo, alla mano destra, al torace, agli arti, ne cagionava la morte, avvenuta mediante soffocazione esterna diretta, quale conseguenza di afferramento e compressione del volto della vittima. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. E sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95. Omicidio o suicidio secondo te, Sebastiano? No, questo
non spetta a me dare queste risposte, assolutamente. Ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati. Al vaglio degli inquirenti ora proprio i movimenti di Sebastiano Visintin. Quella mattina del 14 dicembre Liliana, dopo la telefonata con Claudio Sterpin, è uscita di casa senza cellulare e senza chiavi, è scesa per via Damiano Chiesa camminando velocemente, ripresa dalle telecamere della scuola di polizia mentre reggeva i sacchi della spazzatura. Poi da Piazzale Gioberti il buio totale. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo. Sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella. Una lunga chiacchierata quella di stamattina con Sebastiano Visintin, che ha rimarcato di essere tranquillo e di non temere per il futuro. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Oggi sono io. È stato già condannato? No, assolutamente. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente. Non penso a ieri, non penso a domani. Non temi un eventuale processo? Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Tentata rapina in via Cadorna nella notte fra sabato e domenica. La vittima dell'episodio è stata stordita dallo spray al peperoncino. Indaga la questura. Prima la richiesta di denaro, poi al rifiuto della vittima l'utilizzo dello spray al peperoncino. Tentata rapina nella notte fra sabato e domenica in via Cadorna a Trieste. L'episodio è successo alle 3. Un giovane triestino è stato avvicinato da un uomo di origine straniera, così dalla denuncia formalizzata alla Polizia di Stato nel commissariato di San Sabba. Dammi i soldi, avrebbe intimato ripetutamente il rapinatore. La vittima però ha resistito alla richiesta. Allora il malintenzionato ha spruzzato lo spray e il peperoncino sul viso del ragazzo per poi fuggire. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e sul posto sono intervenuti gli agenti della questura e i sanitari del 118. La vittima dell'episodio è stata portata al pronto soccorso di Cattinara per l'irritazione al volto. Sul fatto indaga la Polizia di Stato, che sta procedendo con la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un triestino è stato arrestato dai carabinieri dopo aver seminato il panico al centro di salute mentale di Domio. È successo ieri pomeriggio. L'uomo si è presentato nella struttura armato di coltello e ha iniziato a minacciare il personale sanitario, oltre che a danneggiare i locali interni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Una volta arrivati in via Morpurgo, i militari dell'Arma sono riusciti a disarmare l'uomo per poi immobilizzarlo e arrestarlo. Il cittadino si trova ora al carcere di via Coroneo. Come aveva promesso alcune settimane fa, durante Sveglia Trieste, il sindaco Roberto Di Piazza oggi ha incontrato le opposizioni per parlare dell'asilo di Roiano. Durante il colloquio non si sono trovate soluzioni immediate, le parti si sono lasciate con l'impegno di far avvicinare i punti di vista sulla questione. Il sindaco ora parlerà con la sua maggioranza per decidere il da farsi. Si sono sostanzialmente lasciati con un vedremo. Le opposizioni e il sindaco Di Piazza riuniti oggi in un incontro organizzato per cercare di raggiungere un'intesa sul nodo dell'asilo di Roiano. Un vedremo che, se letto con gli occhi dell'opposizione, si traduce nella volontà di stemperare i toni, di verificare strade possibili per un accordo, ma che dalla maggioranza non tende a una mano risolutrice o permette passi indietro rispetto alla volontà di una gestione didattica mista pubblico-privata. Ci sono delle posizioni molto diverse e l'incontro che abbiamo chiesto come lista Russo Punto Franco insieme a Partito Democratico, adesso Trieste e Movimento 5 Stelle, è un incontro per cercare di avviare un dialogo che porti a una soluzione. Il sindaco ha preso l'impegno di convocare la maggioranza per discutere di quali potrebbero essere le alternative. Allo stato attuale non ci pare che grossi passi in avanti siano stati fatti da luglio 2024. Il sindaco Di Piazza, sentito telefonicamente, ha dapprima riconosciuto la validità del confronto odierno, poi ha confermato di voler sentire la sua maggioranza per capire quali siano i margini attorno al quale lavorare per risolvere la questione. Mi fa piacere innanzitutto che ci siamo incontrati in 25 anni, ci siamo incontrati poco. Sono venuti là, abbiamo deciso che loro faranno una proposta, adesso parlerò con i miei, vediamo di trovare una sintesi. Insomma, abbiamo fatto una piazza stupenda, con un asilo stupendo, è assurdo non trovare una sintesi per aprirlo. E se dalla lista Punto Franco emerge la volontà di trovare una mediazione attraverso una formula diversa da quelle sin qui presentate, da parte del sindaco un caposaldo di tutta questa situazione è da ricercare negli aspetti economici. Ci sono diversi strumenti sul tavolo, ovviamente la nostra prima richiesta è una gestione pubblica con 66 posti pubblici, ma siamo disponibili appunto ad avviare un dialogo costruttivo. La
mia è un discorso di darlo in gestione in maniera che risparmiamo una barca di soldi, altrimenti si fa sotto il pubblico, ma però il pubblico costa una barca di soldi. Allora dico, siccome che i soldi non ce ne sono più tanti, dico cerchiamo di cominciare a risparmiare, questa è la mia logica. Per la prima volta dopo la crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia, il ministro Luca Ciriani rompe il silenzio ai nostri microfoni, intervistato da Federico De Rosso. Dopo la crisi che ha scosso la regione Friuli Venezia Giulia è tornato per la prima volta a parlare ai nostri microfoni della sanità del Pordenonese il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, un tema che nelle ultime settimane aveva innescato un vero e proprio terremoto politico in regione, portando ben 7 assessori su 10 a rimettere le proprie deleghe nelle mani del presidente Massimiliano Fedriga, deleghe che come noto sono poi state tutte riconfermate, consentendo al governo regionale di ricompattarsi. È una crisi che io sicuramente non ho voluto, non ho cercato. C'è uno stato di sofferenza della sanità pordenonese che purtroppo va avanti da molto tempo. L'origine di questa sofferenza è legato politicamente a responsabilità molto precise, hanno un nome e un cognome, è centro-sinistra pordenonese regionale che vollero, secondo me in maniera scellerata, fare il nuovo ospedale non in Comina, dove tutti volevano fosse realizzato, compreso il centro-sinistra, ma realizzarlo lì dove è adesso per fare un dispetto al centrodestra, un capriccio di cui purtroppo paghiamo le conseguenze. Fare un ospedale nuovo in mezzo al vecchio, lo sanno tutti, è un grande caos, i costi sono praticamente triplicati e i tempi anche di realizzazione sono più che triplicati. Parliamo di questo nuovo ospedale dal 2012, sono passati 13 anni. Dobbiamo, per l'ospedale, per i punti nascita, per il piano oncologico, per il futuro dell'ospedale, per il futuro del CRO, sederci intorno a un tavolo e decidere insieme quello che vogliamo fare, prenderci insieme le responsabilità, ma per farlo dobbiamo essere tutti quanti informati e tutti quanti persuasi di quella che è la strada da percorrere insieme. Dopodiché la mia arrabbiatura è legata al fatto che noi non siamo abituati qui a Pordenone in Friuli alle inaugurazioni finte. Se si inaugura un bar uno pensa che il giorno dopo entra a bere il caffè, se si inaugura un negozio uno pensa che il giorno dopo entra a comprare qualcosa, quindi vale anche per gli ospedali, non si inaugurano per finta, è stata una caduta di stile, è stato un errore e questo è sotto gli occhi di tutti, però adesso la volontà che noi abbiamo espresso al Presidente Fedriga è che si faccia lui per primo carico di questa situazione, diventi il garante e l'arbitro di queste vicende. Se riusciremo a risolvere i problemi, se riusciremo a trovare un nuovo spirito, come sono sicuro accadrà, saremo ancora più forti e più determinati di prima. Ma la mia non era una protesta finalizzata a chissà quale altro motivo, ma legata al tema sanità. Poi sono aggiunti 1000 altre questioni che però non c'entrano nulla con la questione sollevata, che è quella dell'ospedale di Pordenone. E di questa situazione ha parlato anche il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, che andiamo a sentire. Mi sembra bene, ho risolto quelle incomprensioni che si erano manifestate negli ultimi tempi e mi sembra che anche l'accordo e la mozione che andremo a votare in Consiglio vadano in una direzione di totale unità. Così il governatore Massimiliano Fedriga 3 giorni dopo la risoluzione della crisi di maggioranza con il vertice fra i partiti di centrodestra e il presidente. Una coesione ritrovata soprattutto fra Lega e Fratelli d'Italia che sarà istituzionalizzata attraverso una mozione programmatica che verrà portata in Consiglio regionale con i punti principali del programma di governo da qui a fine mandato. Mozione su cui il governatore porrà la fiducia. Fedriga ha poi commentato le parole del ministro Luca Ciriani, che di fatto aveva innescato la crisi, rilasciate in anteprima alla nostra emittente. No, mi sembra che, ribadisco, siamo chiariti con tutte le forze di maggioranza. Abbiamo spedito anche la questione ospedale di Pordenone che andrà per in anticipo comunque rispetto alla procedura ordinaria. E concordo con il Ministro quando dice che è stata caricata di altre cose, cosa che ho sempre detto, erano argomenti che non riguardavano la questione, penso al terzo mandato. E devo dire mi sorprendono le opposizioni, perché prima dicevano vergogna Fedriga fa la crisi per avere il terzo mandato, cosa che ho sempre negato. Poi quando si è dimostrato che la crisi non c'entrava nulla col terzo mandato, ed è vergogna, Fedriga non ha nemmeno portato a casa il terzo mandato. Cioè, c'è qualcosa che non funziona, insomma, in questa contraddizione costante di cui ci ha abituato ormai da qualche anno l'opposizione. E a margine di un evento oggi all'ospedale Maggiore, l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi ha lanciato un invito a lavorare coesi in quello che è sembrato a tutti gli effetti un commento alla crisi di maggioranza. Sentiamo. Viviamo un tempo nel quale la conflittualità sta al centro delle cose
Io penso che le difficoltà non vanno nascoste, ma nello stesso tempo bisogna lavorare in maniera coesa per cercare di superarle e a volte anche non moltiplicandole, anche narrando delle cose che non ci sono. Così l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi a margine di un evento all'ospedale Maggiore di Trieste, in quello che è parso a tutti gli effetti un messaggio a commento della crisi di maggioranza ora rientrata, un conflitto interno al centrodestra regionale scoppiato dalle critiche del ministro Ciriani proprio in tema sanitario, che si scioglierà definitivamente con la presentazione di una mozione in Consiglio regionale sulla quale il presidente Fedriga chiederà la fiducia. Al conflitto poi alla fine bisogna comunque trovare una soluzione, quindi sprechiamo energie per determinare una tensione per poi comunque necessariamente trovare una composizione del conflitto. Il conflitto ogni tanto è pure utile, se diventa elemento principale della discussione tra tutti coloro che hanno parte in causa è chiaro che diventa un problema. Mi riferisco alla storia di vita normale, cioè a quella che è una critica costante, continua verso il sistema e la prestazione delle risposte alle persone che sicuramente hanno delle difficoltà, ma hanno delle difficoltà che sono di dimensione molto diversa da quelle che vogliamo raccontare, però questo alimenta una tensione che non aiuta la soluzione dei problemi, anche narrando delle cose, costruendo il tutto e il contrario di tutto. Non ci aiuta. Mi rendo conto di essere forse fuori tempo nel dire queste cose, però credo che un sano buon senso di equilibrio attorno ai problemi, per cercare appunto di risolverli, bisognerebbe trovarlo. La città di Gorizia si conferma al primo posto nella classifica 2025 sulla qualità della vita per i giovani, stilata dal Sole 24 Ore. Trieste in questa graduatoria conquista il quarto posto. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo la provincia italiana dove si vive meglio tra i 18 e i 35 anni. Lo dice l'indagine 2025 sulla qualità della vita per fasce d'età del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell'Economia di Trento, che analizza 107 province italiane in base a 15 indicatori mirati per ciascun gruppo generazionale, bambini, giovani e anziani. Con un punteggio di 666,3 su 1000, Gorizia si posiziona al primo posto assoluto nella classifica giovani, grazie a una serie di elementi che le rendono un ambiente favorevole alla costruzione di un progetto di vita. In particolare eccelle per numero di locali e organizzatori di eventi in rapporto ai residenti under 35, per la quota di contratti a tempo indeterminato tra i nuovi rapporti di lavoro e per età media al primo figlio, tra le più basse in Italia, 31,6 anni. L'indicatore sulla soddisfazione per la qualità delle relazioni familiari colloca inoltre Gorizia tra i territori con il migliore equilibrio tra vita privata e sociale. Ottima la performance anche di Trieste, che si piazza al quarto posto, superata solo da Bolzano, seconda, e Cuneo, terza. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia si distingue per l'alta incidenza di laureati tra i giovani, la presenza diffusa di servizi, l'offerta culturale e la qualità del trasporto pubblico, oltre che per la capacità di attrarre e trattenere talenti. Nel complesso la classifica conferma il predominio del nord-est, che domina la fascia giovane con ben 5 province tra le prime 10. Oltre a Gorizia e Trieste compaiono anche Trento, Udine e Pordenone. Le regioni settentrionali occupano in tutto 17 delle prime 30 posizioni nelle classifiche dedicate alle 3 fasce d'età, segno di una struttura territoriale che continua a investire in servizi, cultura e qualità urbana. Uno sguardo generazionale che diventa una chiave di lettura preziosa per interpretare le trasformazioni in atto nel Paese e orientare politiche pubbliche realmente mirate. E questa sera l'ultima puntata di questa stagione sportiva del Caffè dello Sport, il bilancio stagionale della Pallacanestro Trieste con Mike Arcieri, general manager della Pallacanestro Trieste, Raffaele Baldini, giornalista del Piccolo, Alessandro Asta, giornalista di City Sport. A seguire uno spaccato sull'automobilismo con il pilota Mattias Lodi e lo spazio dedicato alla pallanuoto con Lucrezia Cergol e Giorgia Klatowski della Pallanuoto Trieste femminile. Tutto questo a partire dalle 21:10. Invece cambiamo argomento. Alla casa di riposo di Muggia sono stati rilevati alcuni casi sospetti di scabbia tra gli ospiti della struttura. Come da indicazione del Dipartimento di Prevenzione di Asugi è stata attivata la procedura per la profilassi. Al fine di garantire la tutela della salute, le visite agli ospiti sono temporaneamente sospese a partire da oggi pomeriggio. Noi ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati con il telegiornale di Tele4. I lavori all'altezza del ponte sul Rio Ospo stanno provocando disagi al traffico da e verso Muggia. Alla ricerca di soluzioni il sindaco Paolo Polridori ha ottenuto dall'EDR la chiusura anticipata dei cantieri a metà giugno. Vediamo.
Sull'Ospo c'è da dire che l'EDR, cioè l'ente di decentramento regionale, con Acegas che sta facendo i lavori, stanno infrastrutturando, stanno cambiando delle tubazioni molto importanti per l'acqua, quindi il rifornimento di acqua per Muggia è sicuramente una cosa importante. Quindi stanno scavando, hanno messo un semaforo che rende senso unico alternato, tra l'altro dove è permesso soltanto il passaggio di mezzi di soccorso o di autobus, ma c'è una viabilità che sta un po' impazzendo, soprattutto in certi momenti della giornata, quindi anche stamattina per venire a Tele 4 ho dovuto fare il giro arrivando fino a Vignano. Poi ho pensato di interessare il prefetto la possibilità di aprire quella bretella che da strada di Farnei arriva sulla rampa discendente della grande viabilità, praticamente dove c'è il blocco della polizia per il controllo dei confini sulla rotta balcanica. C'è stata la costituzione del comitato sulla viabilità che l'abbiamo fatto venerdì scorso. Purtroppo devo dire che la polizia stradale non ha voluto concedere questa apertura per questioni di sicurezza. Siccome però c'era anche l'EDR lì che sta facendo i lavori, sono riuscito a strappare la promessa che i lavori di questo lotto di chiusura del ponte a intermittenza dovrebbero arrivare fino al 28 giugno. Mi hanno promesso che dovrebbero farcela entro la prima metà di giugno, quindi 2 settimane prima. Manderò una lettera sia all'EDR che all'ANAS, cioè 2 enti che hanno determinate strade, no? E quindi tra l'altro l'ANAS sta facendo manutenzione all'uscita della galleria verso Raboiese sulla grande viabilità, quindi anche lì le macchine devono scendere, uscire, impegnare la rotatoria sulla strada delle Saline e risalire. Quindi è tutta una viabilità impazzita, ma non è possibile e io non permetterò più che ANAS ed EDR possano iniziare cantieri dando l'ordinanza il giorno prima, il venerdì pomeriggio per il lunedì mattina, senza avere un coordinamento, senza passare prima dal comune di Muggia. La 2 giorni di banchetti di Forza Italia nelle piazze cittadine ha reso ancora una volta evidente che il tema sicurezza sia uno dei prioritari per i cittadini. Ne abbiamo parlato con il capogruppo azzurro in comune Alberto Polacco. Chi crea una situazione di insicurezza e in qualche modo danneggia la vita dei cittadini, ci sono oggi gli strumenti di legge per farlo, deve essere allontanato. La dichiarazione del capogruppo comunale di Forza Italia Alberto Polacco arriva a seguito della 2 giorni di banchetti che gli azzurri hanno organizzato a Trieste per raccogliere opinioni, spunti, critica o incoraggiamenti su tutto ciò che riguarda la gestione della città, dalle opere pubbliche alla viabilità, dai servizi alla sicurezza. Ed è proprio su questo che si sono concentrate molte delle posizioni dei cittadini, vale a dire la sicurezza e la sua percezione in città sono fra le priorità di oggi. I temi che sono emersi soprattutto tra le persone, le preoccupazioni riguardano un po' la sicurezza, questi episodi di cronaca che noi registriamo con una certa frequenza, soprattutto in una città che non era abituata a questo. Abbiamo fatto un grosso intervento che ci è riconosciuto anche con l'assessore Savino per quanto riguarda la videosorveglianza. Parte adesso in giunta il progetto esecutivo per 400.000 euro di punti nuovi di videosorveglianza che andranno a potenziare soprattutto le zone più sensibili. I forzisti rivendicano che sulla sicurezza l'approccio è sempre stato molto pratico, con proposte tangibili fra videosorveglianza e personale aggiuntivo. Se poi tutto questo sarà sufficiente o meno lo dirà il tempo, in un contesto di città di confine toccata da vicino dalla rotta balcanica e con dunque una gestione di migranti e richiedenti asilo che nei mesi estivi solitamente tende ad aumentare. C'è la necessità di stare sul territorio anche da parte delle forze dell'ordine e lo stiamo registrando, finalmente questa era una richiesta che avevamo avanzato come partito con le forze, le polizie di quartiere, i carabinieri di quartiere e anche i presidi mobili della polizia locale in modo da rappresentare una deterrenza. Analisi di fine stagione sulla pallacanestro Trieste, le parole del presidente Paul Matjasic, la grana dell'impianto elettrico del Palla Rubini e il mercato per la futura stagione sportiva. Il pubblico triestino stavolta ce l'ha messa tutta per mantenere la calma al Palla Rubini, con un coro che ha fatto da intermezzo tra i 2 blackout a fine partita e telefonini in modalità accendino da concerto di un tempo. A bocce ferme, però, l'aver seriamente rischiato di perdere la partita e la serie con Brescia per questo inconveniente merita una riflessione. I fatti sono questi: la cabina di media tensione all'esterno del Palasport non ha retto, il trasformatore ha raggiunto i 137 gradi di temperatura, facendo
facendo saltare tutto, i tempi tecnici per ripartire e il secondo stop a cui si è ovviato decidendo di lasciar spento tabellone e altri impianti secondari. La partita era già persa dopo l'indicazione del primo arbitro Attard, poi gli allenatori insieme hanno chiesto di finire ma sul campo. Dopo il patatrac è arrivato l'impegno dell'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi ad ammodernare l'impianto in vista della prossima stagione. La cabina di tensione, che risale al 1999, infatti era già stata attenzionata per problemi di ventilazione, ma i sopralluoghi non avevano evidenziato criticità. Ora si agirà in maniera approfondita. Quanto al futuro invece ha parlato via lettera aperta il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matjasic. Non vincendo il campionato non abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. La delusione per il fallimento rimarrà per un po', forse fino alla prima palla a 2 della prossima stagione. Ci spronerà e ci spingerà a raggiungere livelli più alti. Poi il ricordo dei tanti risultati raggiunti, la semifinale di Coppa Italia, le 3 vittorie su 4 partite con le 2 big, Milano e Bologna, il nervo scoperto per la squalifica del campo, ma anche il ringraziamento al pubblico, il vero sesto uomo, e a tutte le componenti di società e sponsor. Ora è del tutto evidente che a fronte di queste dichiarazioni e di una campagna di rinnovi che ha già blindato Ruzier, Ross, Brown, Brooks e Jutov, ci si aspetti un mercato mirato per alzare ulteriormente l'asticella, a partire dal nuovo allenatore che dovrà sostituire Jamion Christian, una persona speciale in primis a livello umano, che non ha nascosto un affetto quasi paterno per i giocatori che lascia per tornare negli Stati Uniti alla Bryant University. You know, I'm gonna really miss Michele Candusi so much. Mi mancheranno davvero tantissimo Michele Ruziere e Francesco Candusi. Michele obviously is a great player. Michele ovviamente è un grande giocatore. But just the relationship we're able to have on the floor, off the floor, and how we're able to connect, I don't know if I'll find that again. Ma il tipo di persona che è dentro e fuori dal campo, come siamo riusciti a connetterci, non so se mi ricapiterà facilmente. I wanted to name my son after Candusi, but my wife wouldn't let me. Volevo chiamare mio figlio come Francesco Candusi, ma mia moglie non me l'ha permessa. È tutto per questa edizione serale del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.